Euroregione News. Friuli e Trieste, Serracchiani non ferma le proteste. Manifestazione a Udine con Mario Anzi, il sindaco di Livignano Teori in prima fila. I presupposti ci sono, anche oggi qui a Udine abbiamo avuto centinaia di persone scese in piazza, una piazza riempita di bandiere del Friuli quando i partiti tradizionali non riescono più a riempire le piazze. È chiaro che i danni che questa amministrazione regionale ha fatto in tema di sanità, per esempio la riforma Serracchiani-Telesca, secondo noi ha prodotto dei peggioramenti notevoli. In tema di acqua hanno messo gli occhi sull'acqua perché è un bene prezioso, la nostra regione ne è ricca, ma anche sul Friuli, queste UTI, 18 inutili e costose mini province che servono solo per spendere dei soldi pubblici. E invece noi abbiamo delle proposte alternative su tutti questi argomenti e anche una proposta alternativa proprio di assetto istituzionale. Ci troviamo nel caos istituzionale perché la Serracchiani ha abolito le province quando sono ancora previste dalla Costituzione, ha introdotto queste UTI che non ci sono nella Costituzione. Il modo migliore per uscire da questo caos è proprio quello di istituire la provincia autonoma del Friuli e di Trieste sul modello del Trentino e Alto Adige, un modello che funziona meglio e costa molto meno, e non lo dico io, basta vedere, esiste già, e quindi chiunque può rendersene conto studiando quello che è già stato fatto. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.